Elezioni politiche del 4 marzo, ancora poche ore per la presentazione ufficiale delle liste, non mancano anche in Veneto sorprese e malumori sia in casa PD che nella Lega Nord. Raffica di incidenti per la nebbia, in A13 uno scontro mortale ad Occhiobello, un incidente a Monselice, paralizzano l'autostrada, Romea chiusa per un altro sinistro che ha coinvolto 2 camion. 21enne padovana, nuova vittima della montagna, ha perso la vita nel Bernunese precipitata durante una ciaspolata con il marito. Protesta per il ritardo dei documenti e le condizioni di vita nell'albergo dove sono ospitati una sessantina di migranti del Togo in corteo per strada 90 padovana. Maestra violenta, maxi rissa a colpi di manganello in Corso del Popolo, una zuffa iniziata sul tram, paura tra i presenti, indagini. Mi sto spegnendo come una grande fabbrica che chiude, il tragico presentimento di un 31enne trevigiano su Facebook poche ore prima di spirare per problemi cardiaci di cui soffriva da tempo. In un ospedale del Veronese è avviata per la prima volta sull'uomo la sperimentazione di un farmaco innovativo contro il tumore al fegato. Si tratta di un vaccino creato per indurre una risposta immunitaria. Primo weekend di Carnevale a Venezia, tra le suggestioni della festa sull'acqua e le polemiche per la ressa ai varchi predisposti a Cannareggio. Il comune corre ai ripari studiando le contromosse. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la politica, o meglio con il rush finale, le ultime ore per la presentazione delle liste per i candidati a Camera e Senato per le elezioni del 4 marzo e non mancano come nelle ultime ore, negli ultimi giorni le polemiche interne ai partiti, soprattutto nel Partito Democratico, ma ci sono malumori anche nella Lega. Il quadro completo a poche ore dal rush finale, dalla presentazione ufficiale delle liste nel primo servizio. Ci sarà tempo fino alle 20 per la presentazione delle liste, poi seguirà la verifica delle firme depositate e a quel punto la vera e propria campagna elettorale entrerà nel vivo. Ma si tratta di semplici tempi tecnici perché in realtà lo confronto politico è già iniziato e non solo tra i diversi partiti ma anche all'interno degli stessi schieramenti. Ieri a Padova l'esecutivo regionale del Partito Democratico, il giorno della resa dei conti, con i tanti scontenti che hanno alzato la voce di fronte alle candidature calate dall'alto. Sono i fedeli di Orlando ed Emiliano in particolare a non aver digerito certe candidature. Ieri è arrivata a sorpresa la bocciatura di Lucio Tiozzo dal collegio di Chioggia delle Camere, al suo posto Mario Dalla Torre. A rischio di candidatura anche Giorgio Santini. Nella riunione padovana hanno preso la parola i segretari provinciali, quelli dei territori considerati penalizzati, ovvero Padova, Treviso e Rovigo, non hanno nascosto la loro delusione, malcontento che non riguarda però certi nomi illustri presentati a proporzionale come il ministro Minniti e l'avvocato Lucia Annibali. I malumori non sono comunque solo in casa PD, anche nella Lega non mancano i mugugni per quelle che vengono definite candidature delle terze file, per l'esclusione di molti nomi illustri preferendo personaggi locali. Per Forza Italia sicuri 9 seggi uninominali, ci si concentra ora sul proporzionale da cui rimarrà fuori l'avvocato Maurizio Paniz. Il Movimento 5 Stelle ha presentato nomi provenienti dal mondo dell'economia come Marco Nardini e Marco Dall'Acqua, delle categorie della cultura come Leopoldo Armerlini, direttore del Conservatorio Pollini, ma anche protagonisti di battaglie come quelle per il crack delle popolari venete, è il caso dell'avvocato Andrea Armand del coordinamento Don Torta. E a proposito delle questioni interne, delle polemiche tra le grandi escluse del Partito Democratico, è qui che c'è la battaglia più forte, lo scontro più forte, come sappiamo, abbiamo raccontato, non c'è Simonetta Rubinato, e allora sentiamo cosa ha detto sabato al microfono di Lucio Zanato spiegando le motivazioni di questa sua assenza. È successo che alle 21 mi ha telefonato il segretario regionale Alessandro Bisato, che non sentivo da ottobre scorso, per chiedermi se ero disponibile a candidarmi sul collegio uninominale Treviso-Conegliano. E lei cosa ha risposto? Ho risposto che per spirito di servizio avrei anche potuto rifletterci, ma che mi fosse, come dire, detto il contesto in cui questa candidatura all'ultimo minuto mi veniva richiesta, e quindi chi erano i candidati della squadra del Veneto e anche qual è il progetto per cui candidarsi, ma non ho avuto risposte. E quindi ho deciso che non c'erano le condizioni per candidarmi e che la proposta che mi era stata fatta, in effetti all'ultimo minuto, era più dovuta alla necessità di coprire una casella che era ancora vuota. Che somme possiamo tirare da questa avventura, da quello che è successo? Che è molto meglio, credo, e più utile che io rimanga qui a lavorare a favore del mio territorio che non scendere magari a Roma per scaldare una poltrona.
Chiare le parole del Rubinato, quindi le polemiche sono destinate a proseguire nei prossimi giorni, anche se di fatto da domani inizia la campagna elettorale e il Partito Democratico ha detto da domani si serrano le file per iniziare la campagna elettorale. Vedremo che accadrà. Intanto questa sera c'è Ring, 21:15 e ovviamente la politica alle corde, il nostro talk show politico del lunedì e i riflettori sono puntati ovviamente sulla questione liste, sull'inizio della campagna elettorale. C'è un parterre particolarmente ricco questa sera con il senatore Marco Marin di Forza Italia, l'onorevole Michele Mognato di Liberi e Uguali, Alvise Maniero del Movimento 5 Stelle, poi per il PD in collegamento da Trieste Deborah Serracchiani e poi ci sarà anche Andrea Ferrazzi e per la Lega Nord sempre in collegamento da Trieste l'onorevole Massimiliano Federiga, questo per quanto riguarda Ring. Adesso apriamo la pagina della cronaca, una mattinata da incubo soprattutto a causa della nebbia, parliamo ovviamente della viabilità, due gravi incidenti che hanno bloccato la situazione in A13, uno di questi purtroppo anche fatale, vediamo. Due incidenti di cui uno mortale hanno portato alla chiusura di tutti i caselli padovani della A13, l'autostrada che collega Padova a Bologna, in una mattinata caratterizzata da una fitta nebbia. L'incidente più grave si è verificato attorno alle 7:30 all'altezza del casello di Occhiobello. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra un'automobile ed un camion. Un secondo tamponamento all'altezza di Monselice ha causato ulteriori problemi alla circolazione con lunghe code, fino alla decisione di chiudere l'autostrada. Ed è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 309 Romea in corrispondenza del chilometro 94,700 in località Valli di Chioggia a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. Lo ha reso noto l'ANAS sottolineando che sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale di Chioggia e i vigili del fuoco di Mestre oltre alle squadre ANAS impegnate nella gestione della viabilità. Il traffico è momentaneamente deviato sulla rete viaria locale con tutte le conseguenze ovviamente che potete immaginare. Ancora un fine settimana tragico purtroppo sulle montagne venete, nel Bellunese a perdere la vita una donna di 21 anni che era assieme al marito. È morta sotto gli occhi impotenti del marito che l'ha vista precipitare nel burrone. Tragedia della montagna domenica al confine tra Trentino e Bellunese. Maddalena Donati, 29enne di Albignasego, stava facendo una passeggiata con le ciaspole insieme al marito sul passo Broccon. La donna all'improvviso è scivolata su una lastra di ghiaccio che l'ha fatta cadere in un dirupo per una decina di metri. I traumi riportati sono stati fatali. Il marito, sotto shock, è riuscito a chiamare i carabinieri. È stato necessario l'intervento del soccorso alpino per recuperare la salma di Maddalena. Restiamo nel Padovano per parlare di una nuova protesta di richiedenti asilo, di migranti. Questa mattina a Noventa Padovano, una sessantina in marcia lungo le strade del comune, protesta per le condizioni in cui si trovano all'interno di un albergo e anche per i ritardi dell'arrivo dei documenti. Allora c'è il giorno in diretta sulla situazione il nostro Federico Fusetti al telefono. Federico, com'è la situazione adesso? Sì, buongiorno Nicola. La protesta si è conclusa proprio da pochi minuti e c'è stata un po' di tensione attorno alle 9:30, è iniziata questa protesta con, ti correggo un po' sulla cifra, in effetti degli 80 migranti che sono ospiti in un hotel di Noventa Padovana, circa la metà hanno protestato, quindi una quarantina che sono partiti a piedi dal municipio di Noventa Padovana e sembravano diretti inizialmente in prefettura a Padova, poi il sindaco Alessandro Bisato li ha convinti a cambiare idea, quindi la loro marcia di protesta è arrivata fino all'hotel che li ospita, dove il sindaco ha incontrato i migranti, c'è stata una mezz'ora di trattativa anche con una certa tensione all'interno. Cosa chiedono? I migranti chiedono migliori condizioni e soprattutto un documento di residenza, quindi la carta d'identità in pratica. Il sindaco è riuscito a convincerli a non inscenare nuove proteste, ha promesso di interessarsi della vicenda. Una soluzione potrebbe essere quella della residenza collettiva cosiddetta, cioè una sorta di documento collettivo per tutti i migranti che attualmente sono ospiti in questo hotel e poi valutando di caso in caso la possibilità di rilasciare anche delle carte d'identità personali, individuali. Chiedono di lavorare, chiedono di andare a scuola alcuni di questi migranti. Il sindaco però ha anche detto se torneranno in strada, se torneranno a protestare nelle prossime ore non li difenderò più e quindi è vero, sono disponibile, ma voglio anche che sia rispettata la legalità. Presenti Polizia Municipale, Carabinieri, la Prefettura avvisata, rappresentanti anche della
della cooperativa che organizza l'ospitalità dei migranti. Insomma, dicevo, tensione che si è conclusa solo pochi minuti fa. Nelle prossime ore trattativa aperta tra il sindaco, la cooperativa e la prefettura. Grazie Federico Fusetti. Noi ci spostiamo invece a Mestre, un altro collegamento telefonico in diretta con la nostra Ilaria Marchiori per parlarci di un grave fatto di violenza, un'aggressione che diventa rissa a colpi di manganello in pieno centro a Mestre, al Corso del Popolo. Ilaria. Buongiorno da Mestre, è una vicenda ancora da chiarire dai contorni scuri, quella che riguarda l'aggressione avvenuta sabato sera a bordo del tram in zona via Cappuccina e che poi si è conclusa in Corso del Popolo, dove un 21enne di Marghera, secondo quanto poi è stato raccontato alle forze dell'ordine, è stato colpito di sorpresa alle spalle da alcune persone. A segnalare l'accaduto è stato proprio un conoscente stretto del ragazzo, una rissa improvvisa e soprattutto violenta che è scoppiata intorno alle 21. Testimoni segnalano alla centrale operativa della questura delle urla, bastoni e spranghe, più di una telefonata alla polizia. L'hanno seguito e poi colpito in testa con un manganello, dice qualcuno. Quando le volanti sono giunte in Corso del Popolo sono state avvicinate dalla titolare di un bar che ha raccontato come il diverbio abbia coinvolto anche il suo plateatico, 3 tavolini e sedie rovesciate. Il 21enne che è stato portato in ospedale parla di un'aggressione bella e buona da parte di almeno 8-9 giovani di probabile origine dell'est, forti della loro superiorità numerica con tutta probabilità. Una scintilla che sarebbe appunto scattata sul convoglio ACTV, dopodiché la vittima sarebbe scesa in via Cappuccina con gli amici e poi incamminata verso Corso del Popolo e lì, in corrispondenza di una laterale, l'aggressione. Quando i poliziotti sono arrivati in Corso del Popolo però non c'era più nessuno, mentre il ferito era stato portato all'ospedale dell'Angelo e i sopralluoghi degli agenti in zona hanno permesso di individuare un manganello telescopico che ora è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti e potrebbe proprio trattarsi dell'arma con cui il margherino è stato colpito al capo. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Ilaria Marchiori. Ancora la cronaca, ci spostiamo nel Trevigiano, ha scritto un messaggio su Facebook, quasi un presentimento, poi è andato in ospedale perché si sentiva male, il cuore che lo faceva soffrire da tempo gli è stato fatale. Si tratta di un 31enne trevigiano. A cosa penso? Penso che mi sento come una grande fabbrica nel momento in cui stacchi l'interruttore generale prima di chiudere per ferie. Si fermano i generatori, si spengono le luci, tutto rallenta fino a fermarsi. Un messaggio lasciato su Facebook da Alberto Schiavon, 31 anni, poco prima di ricoverarsi in ospedale. Fin da bambino aveva avuto grossi problemi di cuore. Nel 2009 era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sabato il 31enne aveva cominciato a sentire forti dolori al torace e verso le 8 di sera era andato in pronto soccorso, subito trasferito poi in unità coronarica. Alberto non ce l'ha fatta, quel cuore che tanto lo aveva fatto soffrire si è fermato. È stata la mamma che ha voluto inviare quell'ultimo messaggio di Alberto, che aveva scritto ma che non aveva mai inviato. Un ragazzo molto conosciuto in città, dove aveva frequentato le superiori e gli ambienti cestistici, prima come giocatore, poi come allenatore in Benetton. La sua scomparsa ha gettato nel più profondo sconforto gli amici ed i genitori. Si trova ricoverato nel centro Grandi Ustionati di Padova il 75enne di Casale sul Sile, coinvolto in un incendio nella sua abitazione la notte tra sabato e domenica. Un rogo partito a quanto pare dalla termocoperta in camera. Le fiamme hanno distrutto completamente l'abitazione di un 75enne a Casale sul Sile. La casa è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. A causare l'incendio molto probabilmente la coperta termica che si sarebbe surriscaldata provocando il devastante rogo. A dare immediatamente l'allarme i vicini di casa che hanno chiamato i vigili del fuoco. Una scena terribile, le fiamme fuoriuscivano dalle finestre mentre l'anziano si trovava ancora in camera da letto. Il 75enne è stato portato in salvo dai pompieri. A causa del grave stato di intossicazione è stato trasportato al centro Grandi Ustionati di Padova. Non sarebbe in pericolo di vita. L'abitazione è invece andata completamente distrutta. Il fuoco in pochissimo tempo ha avvolto le stanze distruggendo ogni cosa. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e agli uomini del SUEM 118, anche i tecnici dell'Enel che hanno provveduto ad isolare l'impianto elettrico. Fortunatamente le fiamme non hanno intaccato altre abitazioni di via Bonisiolo.
Parliamo adesso di sanità e di lotta al cancro, perché all'ospedale di Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, nel Veronese, è stata avviata per la prima volta sull'uomo la sperimentazione di un farmaco innovativo contro il tumore al fegato. Si tratta del vaccino IMA970A, un farmaco specifico contro l'epatocarcinoma che ha lo scopo di indurre una risposta immunitaria tale da ritardare il ripresentarsi del cancro o favorire un'ulteriore regressione dello stesso dopo il trattamento locale. L'epatocarcinoma è un tumore maligno più frequente del fegato e lo scorso anno ha registrato in Italia 13.000 nuovi casi e ha un'incidenza nel mondo di 750.000 casi all'anno. Allo studio clinico finanziato dall'Unione Europea partecipano numerosi centri europei. Per quanto riguarda l'Italia è coinvolto, oltre all'ospedale di Negrar, anche l'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli. Una sperimentazione riservata ai pazienti con epatocarcinoma in fase iniziale, che si sono candidati a un trattamento locale. Intervento chirurgico, termoablazione o ablazione mediante radiofrequenza e microonde, chemioembolizzazione e radioembolizzazione. Nonostante questi trattamenti possano infatti ottenere una distruzione del tessuto vitale del tumore, nel tempo spesso la malattia è destinata a ripresentarsi o a peggiorare nella maggior parte dei casi, tanto che la sopravvivenza a 5 anni della diagnosi è del 20%. Di qui la necessità di trovare delle nuove cure, nuove opzioni terapeutiche. Scopo dello studio infatti è quello di valutare la tollerabilità di questo vaccino e verificare se questo, somministrato dopo la regressione della malattia ottenuta con il trattamento locale, è in grado di migliorare la prognosi e quindi di aumentare la sopravvivenza. Quindi una sperimentazione molto importante al via nel Veronese. Adesso la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Ora andiamo a Venezia perché con lo scorso weekend è iniziato ufficialmente il Carnevale di Venezia 2018, festa, suggestioni, ma non sono mancate le polemiche per l'organizzazione, i famosi varchi, soprattutto sabato sera a Cannareggio. Allora ci aggiorna in diretta il nostro Tommaso Stoppa. Tommaso. Eccoci qui, buongiorno da Venezia. È già un carnevale all'insegna delle polemiche. Solo 10 minuti dopo che erano iniziate ufficialmente le celebrazioni già si è creato il caos nel mirino di chi contesta la gestione di questo evento, i meccanismi di sicurezza e il blocco degli accessi per la festa veneziana sull'acqua di sabato sera. Le rive erano mezze vuote perché appunto si è rimasti all'interno dei numeri previsti dal decreto Minniti, ma appena fuori dall'area interdetta si sono create code folle di persone che veramente hanno creato un rischio, qualcuno dice addirittura maggiore, per la sicurezza di quello che non sarebbe stato avere le rive piene. E adesso la polemica riguarda quello che sarà il volo dell'Angelo di domenica. Non è ancora stato deciso il limite massimo, ma si parla di 20.000 persone, che sarebbero meno della metà di quelle che hanno partecipato a questo evento negli anni scorsi, e è chiaro che per molti in città questo sistema è un sistema che non sta funzionando. Per il momento è tutto. Questa sera avremo anche dichiarazioni del sindaco Brugnaro nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali in merito a questa vicenda. Grazie a Tommaso Stoppa. Restiamo nel veneziano, ma Marghera, per parlare del progetto del GNL, quindi del maxi impianto, il maxi deposito di gas naturale liquefatto a Porto Marghera, un progetto importante annunciato nelle scorse settimane, ma il presidente della municipalità chiede massima trasparenza di tutti i dati, perché solo così, sostiene, si potrà essere certi che non vi siano rischi per la popolazione. Per Italia Nostra il progetto di un deposito da 32.000 metri cubi di gas naturale liquefatto a Porto Marghera è una pericolosissima bomba esplosiva infiammabile. Secondo gli ambientalisti, in caso di sversamento in laguna, il gas formerebbe una nube instabile col concreto rischio di esplosioni di immane potenza. Un pericolo assolutamente inesistente secondo Venice LNG, la società pronta a investire 100 milioni di euro per la realizzazione del deposito. Questa tecnologia è tra le più sicure al mondo, scrivono in una nota. I risultati degli studi confermano la piena compatibilità territoriale del deposito con le aree circostanti ed escludono categoricamente la possibilità di uno scenario come quello paventato.
La verità deve emergere dall'analisi fredda, precisa, rigorosa delle carte, perché finché parliamo di parole o di un disegno come quello che in conferenza stampa anche è stato illustrato, possiamo avere ogni opinione, ma dobbiamo fondarla sui dati precisi. Secondo il presidente della municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin, storico esponente dell'ambientalismo veneziano, è perciò inutile uno scontro tra visioni ideologiche di segno opposto, serve un'analisi puntuale dei dati che devono essere resi disponibili al pubblico. Quindi massima trasparenza insieme alla popolazione, alle istituzioni locali, alle associazioni, ai comitati, in modo che nessuno sia all'oscuro di qualunque aspetto di una proposta che sicuramente è una proposta importante dal punto di vista delle potenzialità. Per decenni, ricorda Bettin, a Marghera si sono tenute le popolazioni all'oscuro delle pesantissime ricadute negative delle attività industriali. È il momento di dimostrare che si è imparato dagli errori del passato. Nel XXI secolo, dopo le elezioni del XX, sarebbe imperdonabile se succedesse una cosa del genere. Ed ora una nuova tappa del nostro viaggio nella memoria della Grande Guerra, con gli oggetti simbolo, i luoghi degli oggetti simbolo, e quest'oggi vi parliamo di come alcuni ordigni nel primissimo dopoguerra furono riutilizzati addirittura come portafiori negli altari delle chiese o nei capitelli votivi. Ci ha segnalato e raccontato questa vicenda il nostro telespettatore di Preganziol. Questi sono 3 bossoli della Prima Guerra Mondiale. Qui facevano l'ultima tappa, c'era l'altare, e questi 2 bossoli qua, lucidati perfettamente, diventavano 2 portafiori per l'altare. Da oggetti di morte a strumenti di fede e devozione. Così la nostra civiltà contadina ha saputo esorcizzare la devastazione della guerra con oggetti diventati utili, per non dire preziosi. E questi bossoli da cannone ne sono testimonianza per una pratica comune nelle nostre case rurali. Era semplicemente ottone, ma pareva oro per un mondo che aveva dato all'Italia i propri cari e che a distanza di pochi anni avrebbe dato anche le fedi, d'oro vero in quel caso, alla patria. Bossoli che ricordavano padri, mariti, fratelli, morti nello scoppio dei relativi ordigni e che per questo diventavano oggetti da mettere sugli altari e da riempire con i fiori. Alcuni vennero lavorati, trasformandoli in vere e proprie opere d'arte, nelle mani contadine d'un tempo che sapevano lavorare il metallo con la stessa maestria della terra. Ecco perché oggetti come questi si trovano ancora nelle nostre case, tramandati dalle generazioni, anche se i giovani quasi sicuramente non sanno che quel bossolo tagliato e lavorato è un po' un pezzo della loro stessa storia. Io li conservo assieme ad altri oggetti che ricordano la Prima Guerra Mondiale, però poi anche tutte gli usi che, essendo belli decorativi, una tinta con oro, dalla guerra andavano solo all'altare. Questo è un segno, come posso dire, diverso da qualche altro oggetto. Continuate al numero e al riferimento che avete visto in sovraimpressione a segnalarci il vostro oggetto simbolo della Grande Guerra. C'è il tempo, siamo in chiusura per ricordarvi l'appuntamento con la programmazione. Subito dopo di noi, fra pochissimo, ore 13, con Daniela Gregnagnin, il tema è turismo e commercio. Possono salvare l'economia italiana? In studio Otello Vendramin, direttore Ascom di Padova, Federico Caner, assessore regionale al turismo, e Paolo Camolei, assessore comunale di Treviso al turismo e anche al commercio. Questa sera poi 20:10 si parla di politica con Massimo Candura, segretario cittadino della Lega Nord di Treviso, nonché candidato al Senato, e Maria Rosa Barazza, vice sindaco di Cappellamaggiore, Partito Democratico, e candidata alla Camera. E poi, come anticipato già nel corso del nostro notiziario, il nostro telegiornale, 20:15 Ring, l'appuntamento del lunedì, la politica alle corde con il senatore Marco Marin di Forza Italia, l'onorevole Michele Mognato di Liberi e Uguali, Alvise Maniero, Movimento 5 Stelle, Deborah Serracchiani del PD in collegamento da Trieste, poi ci sarà anche Andrea Ferrazzi del PD, e sempre in collegamento da Trieste nella seconda parte del programma l'onorevole Massimiliano Federiga della Lega Nord. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà un inizio di settimana un po' grigio sul Triveneto con foschie e nebbie predominanti, specie in pianura. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 29 gennaio. Sul Veneto giornata piuttosto grigia, ancora con foschie, nebbie e nubi basse sulla nostra regione, spesso persistenti per tutto l'arco della giornata. Più spazi soleggiati saranno possibili sul Bellunese. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, valori minimi tra 3 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso nebbie e nubi basse diffuse un po' su tutta la nostra regione, solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Più spazi soleggiati in genere sui monti. Temperature massime sugli 8 gradi, valori minimi tra 6 e 7 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche qui isolate foschie sui settori settentrionali della regione, ma migliorerà presto. Bel tempo ampiamente soleggiato altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 11 gradi, minime tra -2 e 1 grado. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da nord-ovest. L'aggiornamento meteo per ora termina qui, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.